Siamo con Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello SPCGIL del Veneto. Segretaria, affrontiamo un attimo la questione delle richieste, di che cosa vi aspettate dal rinnovo, diciamo così, che ci sarà della giunta regionale, insomma, del governo della regione. Sì, le priorità che come SPCGIL noi vorremmo mettere all'attenzione, diciamo, del nuovo presidente, in questo caso della Regione Veneto e della Giunta, al di là dei nostri temi classici che sono quelli della salute, quindi della sanità territoriale, ma anche della non autosufficienza, riguardano altri temi molto importanti per i pensionati. Parto dicendo dalla sicurezza, che non è solo la sicurezza fisica, ma la sicurezza appunto nelle cure, nell'avere le cure, la sicurezza nell'abitare, la sicurezza nella mobilità e anche tutti i servizi, diciamo, di welfare, ma soprattutto di politiche dell'invecchiamento attivo molto presenti, diciamo, in tutto il territorio. E parto proprio da qui perché noi anni fa abbiamo, come sindacato dei pensionati unitariamente, abbiamo conquistato una buona legge sull'invecchiamento attivo, quindi chiediamo che venga rimpinguato questo fondo anche con nuove risorse, perché stiamo vedendo che queste funzionano molto soprattutto contro l'isolamento della popolazione anziana, ma significa anche, come dicevo, una buona mobilità, quindi avere anche diciamo dei trasporti pubblici efficienti, efficaci, che possono essere utilizzati anche da quegli anziani che hanno loro problemi, diciamo, di mobilità e che possono essere sicuri nel prenderli e possono raggiungere, diciamo, tutti i luoghi dove loro possono trovare anche i servizi. Ma lo stesso vale per l'abitare, un nuovo abitare, una rigenerazione anche delle proprie case, pensando di introdurre anche degli elementi di innovazione che possono aiutare, diciamo, le persone anziane, ma anche tutta la parte che riguarda il co-housing, non solo classico, ma vediamo delle sperimentazioni molto molto felici proprio anche nella città di Padova con il co-housing tra le generazioni, quindi pensiamo assieme a studenti o studentesse universitarie, ma anche quello che si possono riutilizzare, mettere a sistema anche tutta quella parte di edilizia pubblica che può essere utilizzata appunto per un co-housing dove mettere insieme sia persone autosufficienti che non con dei servizi adeguati. Ecco, crediamo che anche questi siano temi assolutamente importanti dei quali, insomma, ci si debba occupare. Assolutamente, con la collaborazione anche delle amministrazioni comunali che fanno un gioco importante, che poi si scopre che nei piccoli comuni ci sono molte persone anziane che potrebbero rivedere il loro modo di vivere il territorio, no? Assolutamente sì, infatti tante buone pratiche nascono proprio da qui, nascono dal fatto che in questo caso lo SPCGIL attraverso la negoziazione sociale cerca anche di rispondere, diciamo, ai bisogni che raccoglie, diciamo, dalle cittadine e cittadini. Ecco, non a caso prima citavo questa buona pratica anche, diciamo, del Comune di Padova con il co-housing tra le generazioni, quindi tra gli anziani e giovani studenti o studentesse, dove appunto ci sono degli affitti altamente calmierati, ma soprattutto c'è il fatto di poter stare, diciamo, insieme e di scambiarci, esatto, buone pratiche. E stimoli reciproci. Esatto. Grazie segretaria, grazie a voi di averci seguito. Vi ricordo, consultate lo SPCGIL per qualsiasi tipo di problematica e datevi a far controllare anche la pensione, che male non fa. Buon proseguimento.